Dio. Alleluia. Apriamo la Bibbia in Giovanni capitolo 8. Leggeremo dal primo verso fino al verso 11. Giovanni capitolo 8 dal primo verso fino al verso 11. Gloria al Signore, invito ad alzarvi in piedi, grazie, non per me, ma per la parola di Dio che è degna di essere onorata. A Dio va la lode e la gloria, inizio la lettura. Gesù andò al Monte degli Ulivi. Sul far del giorno tornò nel Tempio e tutto il popolo venne a lui ed egli, sedutosi, li istruiva. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna colta in adulterio e, fattala stare in mezzo, gli dissero: Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare tali donne come questa. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli, alzatosi, disse loro: Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Essi, udito ciò, e accusati dalla loro coscienza, uscirono uno a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù, alzatosi, e non vedendo altri che la donna, le disse: Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata? Ella rispose: Nessuno, Signore. E Gesù le disse: Neppure io ti condanno. Va e non peccare più. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Alleluia. Viene descritto un grande miracolo. Dice: ma qual è questo miracolo? Una donna è stata salvata. Amen. Possono i nostri occhi vedere tanti di questi miracoli. Amen. Più che miracoli di guarigione, che molti vanno in cerca, cose sensazionali. Non c'è niente di sensazionale di più che un peccatore che si ravvede. Amen. La cosa difficile è veramente vedere peccatori che si ravvedono. E oggi più che mai è sempre più difficile. Ma la nostra speranza è rivolta nella preghiera che noi leviamo al Signore. E diciamo: Osanna, che vuol dire? Dio salva. Continua a salvare. Signore, continua a salvare questa città. Continua a salvare nella mia famiglia. Signore, continua a manifestare la tua misericordia. Gloria a Dio. Abbiamo letto: Gesù andò al Monte degli Ulivi. Che ci andò a fare? A pregare. È descritto che Gesù spesso saliva sul monte e passava del tempo in preghiera. Gesù amava stare in comunione con il Padre. E lo stesso deve amarlo ogni credente. Fare la stessa cosa, non salire sul monte, ma anche casa tua può essere il monte. Amen. La tua stanza può essere il monte, dove ti elevi spiritualmente fino a trovare la presenza di Dio, perché Dio è spirito. E quelli che lo adorano è necessario, è fondamentale, che lo adorino in spirito e verità. Quindi per noi una vita spirituale è fondamentale, oltre che vivere la vita materiale di tutti i giorni,
è più fondamentale vivere una vita spirituale. Amen? Alleluia, perché le cose materiali vanno perse, non durano per sempre. Ma le cose spirituali che vengono dal Signore, quelle durano per sempre. Gloria a Dio. Quindi Gesù salì sul Monte degli Ulivi, poi finì il suo tempo di preghiera e quando si fece giorno tornò nel Tempio. E tutto il popolo venne a lui ed egli sedutosi li istruiva. Gloria a Dio. Dio ama istruire il suo popolo. Amen. E ha istituito la Chiesa affinché il suo popolo può istruirsi. Alleluia. E non a caso il Signore stava spesso nel Tempio ad istruire. Stava anche nelle strade, ma stava anche nel Tempio. Noi dobbiamo amare stare nel Tempio. Amen. Stare radunati. Purtroppo viviamo in tempi nei quali si pensa che non è così necessario frequentare la Chiesa ed è sbagliato. È sbagliato. E ripeto, è sbagliato. Bisogna frequentare la Chiesa. È scritto nella parola, non abbandonando la nostra comune adunanza, il libro degli Ebrei, non me lo invento, come alcuni sono soliti fare. Alcuni lo fanno, ma non dobbiamo abbandonare la comune adunanza. E grazie a Dio il Signore ci ha dato questa comune adunanza. Quando si sta insieme si realizza qualcosa che altrimenti non possiamo realizzare. Da soli, se sei capace di vivere una vita in comunione, realizzi le tue benedizioni personali, gloria a Dio. Ma Dio non ti ha chiamato ad essere estraneo ad un corpo. Dio ti ha chiamato a far parte di un corpo, il suo corpo. Quindi non vanno cercate solo le benedizioni personali, individuali, vanno cercate quelle dell'assieme. Tutto il corpo deve essere benedetto. E noi insieme al corpo, perché ognuno di noi è parte del corpo di Cristo. Amen? Gesù istruiva quanti lo ascoltavano nel Tempio. E allora si presentano gli scribi e i farisei. Sapete chi sono gli scribi e i farisei, vero? Erano due sette, due ceti sociali. Gli scribi erano quelli che scrivevano la legge. E quindi scrivendo la legge come lavoro, sapevano la legge, non perché la leggevano, ma che erano costretti a leggerla per poterla trascrivere, no? E i farisei erano una setta di religiosi ed erano così legati alla legge, erano legalisti, accusavano sempre gli altri, ma non guardavano mai a loro stessi. Tanto che Gesù li ha chiamati siete dei sepolcri imbiancati, dei morti che parlano ad altri morti. Non c'è vita in voi. Gloria al Signore. E gli scribi e i farisei gli condussero una donna colta in adulterio. Guardate, l'adulterio all'epoca era considerato un grande peccato. È quasi come beffarsi del nome di Dio. L'omicidio non tanto, ma l'adulterio. Fattala stare in mezzo, gli dissero al Signore: Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Cioè il suo peccato è evidente, l'abbiamo visto tutti, quello che fa, che ha fatto. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare tali donne, come questa. Tu che ne dici? Gloria al Signore. Però sapete, come sempre, chi accusa storpia la verità tante volte. È una verità non vera. E questo fa il nemico.
Questi scribi e farisei dicevano sì che la legge diceva di lapidare, ma la legge diceva che dovevano essere in due, mentre quella donna era sola. Amen. Mica il peccato si fa da soli, almeno in due bisogna essere. La legge diceva tutte e due devono essere lapidati. Quindi la legge dice questo, tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova, perché volevano cogliere in fallo il Signore. Ma Gesù risponde in modo intelligente, come sempre fa. Cristo è sapienza di Dio. Amen. Alleluia. Gesù si china e si mette a scrivere con il dito a terra. Cosa ha scritto? Non lo so, però vi confesso una domanda che un giorno gli farò al Signore. Signore, ma che cos'è scritto? Gloria al Signore. Gesù stava in silenzio, ma siccome continuavano a interrogarlo, si alza e dice qualcosa che li disarma. Chi di voi è senza peccato? Scagli per primo la pietra contro di lei. Questa affermazione è meravigliosa, è intelligente, è profonda ed è un'affermazione su cui si basa anche quello in cui noi crediamo, cioè che tutti gli uomini hanno peccato, abbiamo peccato. Tutti gli uomini hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma Dio ha tanto amato il mondo che ha donato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. È meravigliosa questa affermazione. Chi di voi è senza peccato? La legge dice così, ma chi di voi non ha peccato? Per primo scagli la pietra. Giusto che lo faccia. Udito ciò, e accusati dalla loro coscienza, ad uno uscirono, gettarono la pietra, già pronti con le pietre. Gettarono la pietra. A uno se ne andarono. Gesù non li ha accusati. Sai una cosa, Gesù non lo accuserà mai. Gesù non ha mai accusato nessuno. Il lavoro dell'accusa appartiene a qualcun altro. Gesù è il pubblico difensore. In un tribunale c'è l'accusa e il difensore, vero? Gesù è il nostro difensore. Abbiamo qualcuno che ci accusa, assieme alla nostra coscienza, e utilizza la nostra coscienza per accusarci sempre. È l'accusatore, il diavolo, il nemico delle anime nostre. Lui fa questo lavoro, accusa. Ma il Signore invece è colui che ci difende davanti al giusto giudice. Padre, mi riconosce come suo Salvatore. A me, il mio sangue, la lava e la purifica da ogni peccato. Io la giustifico. Amen? Gloria al Signore. Vedete questa affermazione quanto è profonda? Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. Alleluia. Vogliamo leggere qualche passo in Romani? Capitolo 3, versetto 9, vi faccio leggere, perché la parola di Dio spiega la parola di Dio. Amen. L'universalità del peccato, tutti hanno peccato. Non c'è uno che possa dire, giovane, bambino, adulto, io non ho peccato. Da quando la coscienza entra in te, non importa, dall'adolescenza, o forse più avanti negli anni, non lo so quando, ma dal momento che si prende coscienza, sei un peccatore. E se non accetti Gesù come tuo personale Salvatore, non avrai salvezza né vita eterna. Romani capitolo 3 dal versetto 9 dice così: che dunque abbiamo noi qualche superiorità? Niente affatto.
perché abbiamo già dimostrato che tutti, giudei e greci, sono sotto il peccato. Come è scritto, non c'è alcun giusto, neppure uno, non c'è nessuno che abbia intendimento, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti sono diventati inutili. Non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con la loro lingua tramano inganni. C'è un veleno di aspidi sotto le loro labbra. La loro bocca è piena di maledizione e di amarezza. I loro piedi sono veloci a spargere il sangue. Sulle loro vie c'è rovina e calamità, e non hanno conosciuto la via della pace. Non c'è timore di Dio davanti ai loro occhi. Ora noi sappiamo che tutto quel che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia chiusa e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio, poiché per le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a Lui. Infatti la legge dà soltanto la conoscenza del peccato. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, attestata dalla legge e dai profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti i credenti, poiché non c'è distinzione. Difatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, il quale Dio ha prestabilito come propiziazione mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo egli usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, per dimostrare, dico, la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Amen? Amen. Quindi vedete, è Gesù che giustifica. È Gesù quel sacrificio che la legge pretendeva affinché il peccato fosse espiato. Paolo definisce qui Gesù è il sacrificio propiziatorio. Che cos'è il sacrificio propiziatorio? Il propiziatorio è il coperchio dell'arca e lì veniva presentato il sacrificio. Gesù è il sacrificio propiziatorio. Amen. Quando perdona i peccati di questa donna, Gesù non si era ancora sacrificato, non ha ancora versato il suo sangue, ma egli dimostra l'autorità che ha dal Padre. Amen. Gesù perdona i peccati. Amen. Amen. Alleluia. Tutti se ne vanno, quegli uomini, non c'è neanche una donna, solo uomini erano, guarda caso. Tutti se ne vanno. Quella donna rimane sola. Che bello quando si rimane soli con Gesù. Si fanno delle esperienze meravigliose. Quella donna è rimasta sola con Gesù. Gesù si alza, va verso questa donna e gli dice: donna, dove sono i tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata? E questa donna rispose: nessuno, Signore. E Gesù gli dice: neppure io ti condanno. Possiamo dire amen? Amen. Neppure io ti condanno. Gesù non vuole condannare. Amen. Gesù non vuole condannare nessuno. Amen. Gesù ama i peccatori. Amen. Ma odia il peccato. Amen. Neppure io ti condanno. Va e non peccare più. Alleluia. Attenzione a quello che dice Gesù, va e non peccare più. Perché dico attenzione? Perché questo smentisce quella che è la convinzione di tanti credenti. Sapete qual è la convinzione di tanti credenti? Tanto il Signore mi perdona. Tanto perdona il Signore. Se pecco, ed è bello peccare, poi ritorno al Signore. È sbagliato. Gesù dice: va e non farlo più. Non ritornare più sugli stessi errori. Amen.
Alleluia! Almeno non consapevolmente. Va bene? Gloria al Signore, almeno non consapevolmente. Ma va e non peccare più. Alleluia! Perché se rifai gli stessi errori, sei diabolico. Non sei da Dio. Alleluia. Vogliamo leggere Efesini capitolo 2. Leggiamo insieme questo passo e dopo mi avvio alla conclusione. Efesini capitolo 2. L'Apostolo Paolo scrive agli Efesini parlando proprio del dono di Dio, che è la salvezza. Dice: e voi pure ha vivificato, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati. Perché l'Apostolo Paolo dice voi eravate morti nei vostri peccati e nelle vostre colpe? Perché il peccato produce morte. Il salario del peccato è la morte. Ogni peccatore è morto. Spiritualmente parlando, puoi anche respirare naturalmente, fisicamente, ma sei morto spiritualmente. Per questo l'Apostolo Paolo dice: vi ha vivificati Cristo, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo. Seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli. Ma chi sono gli uomini ribelli? Quelli che non accettano la salvezza in Cristo Gesù. Amen? Nel numero dei quali anche noi vivevamo un tempo, immersi nelle nostre concupiscenze carnali, ubbidendo alle voglie della carne e dei pensieri, ed eravamo per natura figli di ira come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati. Amen. E ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nelle età a venire l'immensa ricchezza della sua grazia, mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Infatti è per grazia che siete stati salvati. Amen. Più leggo questo passo, sinceramente viene di inginocchiarmi e dire grazie Signore. Amen. Non è per i miei meriti. Cosa hai mai visto di buono in me, Signore? È solo il tuo amore che mi ha portato nella tua grazia. Infatti è per grazia siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. La salvezza ci è stata regalata, non ce la siamo guadagnata. Amen? Amen. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone, che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Oh, gloria a Dio. Amen. Alleluia. Non scordiamoci del miracolo che il Signore ha fatto, non soltanto in quella donna, ma che ha fatto nella tua vita e nella mia vita. Purtroppo a volte viviamo come se abbiamo dimenticato. Perché quando il Signore ci chiede qualcosa, abbiamo da fare, abbiamo altro da fare, altro a cui pensare. La sorella ha letto un salmo, Salmo 84, e avevo in cuore di leggerlo questa sera a pieve. Beati coloro che hanno a cuore le vie del santuario. Avere a cuore le vie del santuario è avere a cuore l'opera di Dio.
E ogni credente nato di nuovo, rigenerato dalla grazia di Dio, ha a cuore le vie del santuario. Non può dimenticare quello che era e quello che ha ricevuto gratuitamente, solo accettando per fede il sacrificio di Gesù. Amen. Amen. Eri diverso da quella donna? Adultera? Ma io non ho mai commesso adulterio, hai fatto tanti altri peccati. E ti dico una cosa, la parola di Dio non fa distinzione tra peccato piccolo e peccato grande, neanche c'è una classifica di peccati. La parola di Dio parla di peccato. Il peccato è peccato. Qualunque esso sia, è peccato. Amen? E non può mai condurti alla salvezza il peccato. Ai piaceri mondani della carne, sì, quello ti potrà condurre il peccato, ma assieme ti condurrà certamente alla morte eterna. Sta a te la scelta. Vuoi morire o vuoi vivere? Io ho scelto la vita. Quando abbiamo scelto la vita, gloria a Dio. Alleluia. Preghiamo il Signore che ci siano altri miracoli di salvezza anche nella nostra casa. Ogni tanto stuzzico come fa la sorella dei miei figli. Purtroppo lo so, siamo antipatici genitori. Ci odiano e ci amano, sai, è una cosa, amore e odio. Fondamentalmente ci vorranno anche bene. Ma quando gli parliamo di Gesù, non ci sopportano. Ogni tanto ai miei figli dico, ma cosa ne pensi adesso della tua salvezza, tuo percorso con Gesù? Uffa, papà, o altro. Lascia che l'altro poi al suo tempo ci sia. Mettiti in salvo, figlia mia. Gloria a Dio. Preghiamo il Signore per miracoli di salvezza. Il Signore continua a salvare. Fallo per amore del tuo nome, perché ancora Dio ama l'umanità. Ancora Dio ha tanto amato il mondo che vuole donare ancora il suo unigenito figliolo. Vogliamo solo, Signore, fa che i cuori siano aperti. Ti prego, fa che ci sia anche una piccola apertura, un uscio, finché il tuo amore possa entrare, penetrare, possa germogliare la tua parola, possa fare frutto alla tua gloria, Signore. Alleluia. Che donna benedetta è stata questa. Disprezzata, ma benedetta. Disprezzata dagli uomini, benedetta da Dio. E io ti dico, meglio essere disprezzati dagli uomini che da Dio. Meglio essere disprezzati dagli uomini ed essere benedetti da Dio. Alleluia, gloria al Signore. Donna, dove sono i tuoi accusatori? Che bello quando Gesù prende le nostre difese. Molti ti accuseranno. Guardandoti vorranno trovare sempre dei punti dove attaccarti, come hanno fatto con Gesù. Lo fanno anche con noi. Ma lascia che Gesù prenda sempre le tue difese. Non rispondere mai istintivamente, ma come Gesù rispondi con intelligenza, con quella sapienza che solo viene da Dio. Amen. E riuscirai a disarmare sempre i tuoi accusatori. Non avranno mai nulla da accusarti. Gloria a Dio. Vogliamo alzarci in piedi, gloria al Signore. Vogliamo chinare il nostro capo.